Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. Confiscati beni da parte dell'ADIE nei confronti dell'imprenditore trapanese Francesco Isca, operante nel settore delle costruzioni, nella produzione e commercializzazione di calcestruzzo. All'uomo è stata applicata anche la sorveglianza speciale per 3 anni e 6 mesi. Nel mirino 4 società, di cui una che gestisce l'area parcheggio nel parco archeologico di Segesta. Segnalati alla giustizia 5 soggetti ritenuti responsabili di aver ottenuto indebitamente oltre 130.000 euro in contributi comunitari nel settore agricolo. Eseguito anche un decreto di sequestro di beni dal valore di 80.000 euro. I 5 avrebbero tentato di truffare lo Stato, coinvolti anche altri 2 soggetti. 120 kg di droga sequestrati e 12 persone arrestate è il bilancio dell'operazione odierna condotta dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta, denominata Colpo Secco, nel mirino soggetti del Nisseno, Agrigento e Roma. E rimaniamo in tema di stupefacenti. Arrestato un corriere della droga nel Palermitano. A bordo del furgone condotto dall'uomo sono stati scoperti oltre 17 kg di cocaina. I panetti riportavano l'immagine del Padrino. Incidente mortale sulla 1, vittime 2 autisti deceduti sul colpo, si contano anche 18 feriti. Uno degli autobus coinvolti, in uso alla prefettura di Agrigento, stava trasferendo dei migranti da Porto Empedocle nei centri d'accoglienza del Piemonte. E per questa edizione è tutto. Il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti stasera alle 19:30. A più tardi.